Amici bellini, arrivano alla spizzolata le dichiarazioni di De Laurentiis, che ha avuto questo incontro privato con alcuni organi di stampa, e noi le leggiamo insieme perché dobbiamo capire di cosa si tratta, perché domani conferenza di Garcia per la partita col Verona. Cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Alex Xela, un po' palindromo, no? Come Nathan, lasciate un like vecchi iscritti e nuovi iscritti, perché stiamo sul pezzo e perché cerchiamo di capirci qualcosa in un momento di grande confusione per quanto riguarda il calcio in generale. È notizia proprio di questi momenti. Lasciate il like per il nuovo video che sta facendo uscire Corona, dove si vede Allegri proprio che punta e che dice che scommetteva sulla Serie B. Hanno trovato un nuovo modo per fare fuori anche Allegri. Ne parleremo, però restiamo sul pezzo, sulle cose nostre. Questione ADL. Io mi sono svegliato stamattina con la notizia bomba falsa: non ci sarebbe stata conferenza di Garcia domani, parla ADL, e invece non era così. Domani la conferenza all'1:30 italiane, quindi io mi devo svegliare presto al mattino, ma lo facciamo con grande piacere, viene confermata, e ADL ha parlato oggi, ha parlato da pochissimo, quindi io vado a leggere con voi praticamente in diretta tutte le dichiarazioni. Mi arrivano tantissime notizie al riguardo. Io ringrazio tutti per tenermi sempre sul pezzo. Con un'analisi tattica ci spostiamo, leggiamo insieme. Io tra l'altro sono andato su Twitter X, azzurro fluido, ho inaugurato questa nuova possibilità dello spazi di Twitter, dove tu puoi andare live semplicemente vocale, dove ci scambiamo delle opinioni. Sono intervenuti anche dei giornalisti e lì abbiamo chiarito che non sarebbe stata una conferenza vera e propria, ma solo un incontro privato. E poi il giorno domani dovevano uscire queste dichiarazioni, ma ovviamente le dichiarazioni già escono e quindi noi le commentiamo insieme. Dopo la sconfitta con la Fiorentina ho letto di tutto, dice ADL. Nella vita, questo è riportato su Cronaca della Campania via Sport Mediaset, quindi prendiamola per buono. Ovviamente quando non sentiamo noi col nostro orecchio dobbiamo prenderla per buono. Nella vita si possono avere dubbi e va valutato il proprio operato, e se c'è stato qualche errore me ne prendo la responsabilità. È chiaro, hai fatto tu, quindi... ma da qui a dire di cambiare l'allenatore, puntini, un cambio di guida tecnica è sempre traumatico, e poi non ci sono in giro tanti allenatori che praticano il 4-3-3 con la difesa alta, come successo con Sarri e Spalletti. E qua già dobbiamo commentare che insiste sulla questione del modulo che non gli compete. Noi che facciamo analisi, che ci piace andare nel profondo, lo sappiamo benissimo. Guarda Palladino, difesa a 3, 4 centrocampisti, 2 mezze punte e un attaccante, e comunque è un tipo di gioco propositivo che andrebbe benissimo per una squadra che vuole fare del possesso palla il proprio credo. Quindi la questione del modulo, caro presidente, non è la questione importante. È tutto come si arriva. Il 4-3 si può fare in maniera molto diversa. Andiamo avanti. Antonio Conte: non voglio domande al riguardo, sarebbe un'azione di disturbo. Ho fatto con lui una vacanza anni fa alle Maldive, c'era anche la sua famiglia e da quel momento abbiamo mantenuto i rapporti. Mi sento ancora con Mazzarri, Ancelotti, Benitez, Reia. Il resto è solo un pettegolezzo che demolisce chi oggi è incaricato di allenare la squadra e che mi infastidisce. E qua il mio commento è automatico. Tu hai un Twitter ufficiale, se cominciano a uscire cose che sono false le devi ovviamente smentire. Il Napoli non è nuovo, non è che dici ma puoi mai smentire tutto. Questa cosa qua la dovevi smentire immediatamente, visto che sono uscite le tue dichiarazioni quando eri all'università della Lewis, dove esprimevi le tue perplessità nei confronti di Garcia. Adesso vado a sostenere la squadra, presenzio io. E poi escono le notizie di Conte, questo colloquio, Conte avrebbe detto di no, e tu devi se questa cosa è falsa la devi smentire subito, altrimenti noi tiriamo le nostre somme, e tu l'hai contattato a Conte e Conte ti ha detto di no, e Conte ci ha confermato che insomma lui non vuole prendere una squadra in corsa. Ma a parte che non tenevo proprio i soldi, perché non sono allenatori su cui noi possiamo fare affidamento. Andiamo avanti. Sul tema delle scommesse, De Laurentiis ha affermato: le scommesse si fanno in maniera ortodossa e poco ortodossa. Esiste una centrale ad Hong Kong che fattura più di 50 miliardi di dollari l'anno. 3 anni fa parlai di un libro americano, Calcio Mafia, argomento
argomento poi ripreso da Raffaele Cantoni in Football Clan, dove si parlava di scommesse, eppure non si è approfondito l'argomento, adesso se ne torna a parlare anche se non si sa ancora bene in che termini. Non parlo di ludopatia, di vizi, di troppi soldi che girano, di persone poco mature. Per quel che mi riguarda sono sempre stato molto attento ad assumere calciatori la cui realtà familiare e provenienza geografica mi assicurassero una certa tranquillità psicologica e una certa tutela. Bene, noi questo l'abbiamo sottolineato. Se viene confermato che insomma non ci sono giocatori del Napoli coinvolti in questo scandalo, in questa roba veramente inaccettabile, molto bene, e bravo il Napoli. Non solo bravi i ragazzi che non vanno incontro ad illeciti, bravo il Napoli a selezionarli. Noi non possiamo sapere, magari c'era quel giocatore che piaceva a tanti, il Napoli fa le sue indagini e ritiene che un giocatore problematico, magari sul campo è fortissimo ma è problematico, si può perdere in futuro, e quindi bene, bravo il Napoli se effettivamente ha fatto questo tipo di indagini e si trova una squadra che non è coinvolta in queste cose. Tengo molto alla cultura del lecito. Il Napoli fa anche un'azione di sorveglianza su atleti che credo siano ragazzi per bene, che hanno famiglie a posto. Poi è chiaro che gestire una ricchezza improvvisa è un problema, non tutti sanno fare. Se una persona non ha altri interessi, poi può essere abbagliato da altro, non è giustificabile, ma poi si può essere preda di altre allucinazioni, altre attrazioni, continua il presidente azzurro. Sul momento attuale del Napoli, De Laurentiis ha detto: in questo periodo ho avuto tanti impegni. Lo sappiamo, è molto impegnato. Ora sono tornato e mi sono riavvicinato alla squadra per darle serenità. Poi io non lo so se lui ci crede effettivamente a questa cosa che dici. Il fatto che tu stia vicino alla squadra, sei sicuro che dia serenità al tecnico? Sei sicuro che dia serenità ai giocatori? Oppure semplicemente è una presenza che fammi vedere un po', perché se no l'allenatore lo faccio io? Perché questo poi è la reazione dei tifosi, e sembra che veramente hai messo un tutor, ti sei messo come tutor di Garcia perché non ti compri. Ma qua la difesa più, ve lo immaginate De Laurentiis che dice muovi le mezze ali più avanti? Non lo so. È una mia colpa non essere stato sufficientemente vicino alla squadra a inizio stagione, ma avevo altre incombenze. Questa frase ce la ricordiamo tale e quale quando il Napoli perse quelle 3 partite 2 anni fa e uscimmo dalla corsa a scudetto, poi De Laurentiis venne, eccetera, eccetera. Quindi non è così, non è vera questa frase, perché l'anno scorso non sei stato lì a fare il tutor di Spalletti e abbiamo vinto lo scudetto. Quindi non sposta la tua presenza. Una volta risolte mi sono dedicato al Napoli e sarà così per tutto il resto del campionato. L'anno scorso abbiamo vinto con 16 punti di vantaggio sulla seconda, ma chi l'ha detto che ci dovremmo ripetere? Tra l'altro con un altro allenatore? Lo speriamo, certo, ma tutto ciò non è scritto da nessuna parte. E su questo siamo d'accordissimo, Presidente. Noi siamo il Napoli, ci siamo qualificati in Europa per 15 anni di fila, lo ripete sempre, non è che ogni volta un cerino incendia un pezzo di carta bisogna gridare che va a fuoco tutto. I pompieri siamo noi stessi, le decisioni vanno fatte con serenità e senza errori dettati dalla fretta. Riguardo agli allenatori, e infatti tu per questo non dovevi parlare all'università e dire oh loco, Garcia non mi convince. È quella la fretta che ha avuto, sia la fretta nel dire bravi tutti a Bologna, tutti quanti siamo ritornati così, quella è già fretta di dire va tutto benissimo. Poi dopo una partita steccata, eravamo contenti della partita con Real Madrid, stecchi con la Fiorentina e di nuovo hai dubbi. E proprio tu, a capo di tutto, ci devi togliere i dubbi e le perplessità e dimostrare almeno una certa fiducia. Altrimenti, se non sei convinto, devi andare fino in fondo e lo devi esonerare, perché c'era il tempo per farlo. Riguardo gli allenatori, De Laurentiis sembra fare riferimento al casting estivo. Parliamoci chiaro, non è che tutti gli allenatori vogliono rischiare di venire in un posto dove c'è il paragone con Spalletti, che ha vinto con 16 punti di vantaggio. Chi glielo fa fare? Io gli dico, non sapete cosa vi perdete a non venire a vivere a Napoli, l'energia che c'è qui non si trova altrove, e questa è un'altra cosa classica, no? Per venire a Napoli dovete pagare voi a me, eccetera, eccetera. Il che è molto io capisco il paragone con Spalletti, tutto quello che vuoi tu, ma una squadra così forte, una squadra che viene da una vittoria e quindi da un vantaggio teorico sulle altre squadre che devono recuperare il gap, ma ci dovrebbe essere la fila, e invece tu ti devi chiedere, i giornalisti lì che sono invitati privatamente e che quindi non gli fanno domande scomode, gli dovreste chiedere: ma sei sicuro, caro Presidente, che non è il tuo rapporto poi con gli allenatori che fa venire il dubbio ai nuovi allenatori? Dici: ma io mi vengo a bruciare un paio d'anni con un rapporto che non è sicuro, con questo che magari mi mette in discussione, e perché Spalletti così e Giuntoli così e quegli altri se ne sono voluti andare? Fatela una domanda, noi non ti diciamo niente, ma tu spero
che te la fai la domanda, te lo poni il problema e dici probabilmente dovrei cambiare anche io un certo tipo di atteggiamento. Cerchiamo di capire se c'è dell'altro, che poi su Twitter se c'è stato qualche errore me ne prendo responsabilità. Il fatto di Conte è un pettegolezzo, persona anziana, i club dovrebbero stabilire se mandare i calciatori nazionali. Ah già, perché poi avrà parlato anche della questione della nazionale, andiamo a capire se ci sono nuove cose su questo. Tra l'altro grazie al giornalista di Calcio Napoli 24 che è intervenuto sul mio space su Twitter, abbiamo saputo che probabilmente lui voleva anche parlare della questione Supercoppa per capire se effettivamente il Napoli prende posizione che non vuole andare in Arabia oppure no. Questo lo dovremo sapere, lo sapremo a breve. Eh sì, chi l'ha detto che ci dovremmo ripetere? Tra l'altro è un altro allenatore. Io qua voglio essere preciso, il Napoli non è tenuto a vincere, però se tu non ci fai sapere il 12 agosto, no, dove doveva prendere la parola e dirci gli obiettivi stagionali, lì il tifoso almeno si mette l'anima in pace. Ma non è tanto per i tifosi, è capire proprio alla squadra cosa stai chiedendo. Ve lo ricordate quando venimmo a sapere che praticamente lui diceva proprio apertamente della Coppa Italia non mi interessa molto, l'Europa League è solamente un fastidio. Ovviamente il giocatore non si spezza le gambe per fare il risultato quando dalla società non viene questa cosa di dovete vincere perché non vi impegnate al massimo, è chiaro. E il nostro conoscere la storia del Napoli ci porta a ricordare che quando il Napoli lotta per lo scudetto entra in Champions, che è da sempre l'obiettivo di De Laurentiis. Se il Napoli lotta per la Champions rischia sul filo del rasoio di non entrarci, perché poi devi avere quel cuscino. Il Napoli ha vinto l'anno scorso perché aveva quel cuscino, si è messo davanti e non si è tolto più. Le altre arrancavano, perché quando arranchi la rincorsa stanca e ogni tanto fai stecchi perché è normale. E il Napoli si trova in questo momento, è cominciato da poco il campionato, ma in questo momento il Napoli si trova costretto a vincerle tutte, fare un bel filotto sperando nei passi falsi delle altre. Quando ce ne hai troppe davanti a te, una può fare un falso, l'altra non lo fa e quindi tu è difficile recuperare posizioni in classifica. Ecco perché ti devi mettere avanti e là c'è la certezza che vai in Champions. Se stai indietro e rincorri, puoi fare una rincorsa straordinaria come il secondo anno di Gattuso, quel girone di ritorno straordinario con un record praticamente di punti, e poi ne sbagli una e non hai fatto niente, e quindi Napoli-Verona, e invece adesso è Verona-Napoli. Ecco, questo mi sembra un pochino anche più preciso rispetto a Sport Mediaset, perché in buoni rapporti con Conte, cioè il cambio tecnico per accontentare la piazza, stronzate. E qua mi sembra più la parola sua, mi sembra più affidabile. Ho teso la mano a Garcia, gli ho detto di andare avanti e di non preoccuparsi, tutti fanno errori, mi auguro che non si ripetano più e da noi avrà supporto. Un cambio di guida tecnica è sempre traumatico, gli allenatori con il 4-3 l'abbiamo visto, potevo cambiare allenatore per accontentare la piazza, ma sono stronzate. La piazza è più intelligente di quello che pensiate. Antonio Conte, non voglio domande, quindi lo sappiamo. Ok, quindi va un pochino più nello specifico di quello che è stato poi il linguaggio di De Laurentiis in questo frangente. Amiche e amici, io credo che di più non verremo a sapere. Qualcosa potrebbe uscire dopo, fatemi controllare sul gruppo. No, penso che questo è quello che è uscito finora. Ovviamente mi potete tenere aggiornato, sapete come farlo, mi potete seguire su Twitter, su Instagram, su tutte le piattaforme, i commenti qua sotto dove può partire la discussione. Cerchiamo di fare quadrato. Facciamo quadrato intorno alla squadra. Domani arriveranno vi anticipo già la prima domanda per Garcia, sarà: ma come si prepara una partita in un momento così delicato? Le dichiarazioni di De Laurentiis, quindi verrà Garcia probabilmente, invece di dire mi dimetto, fate voi, che sarebbe proprio un colpo di teatro veramente straordinario, dirà no, queste cose chiedete al presidente, io devo parlare solamente della squadra, siamo a 3 punti dalla zona del quarto posto, che è quella che ci compete, e verremo a sapere delle cose. Quindi domani approfondimento sul Verona, che io mi sto studiando bene per capire quali sono le insidie, e poi anche dobbiamo capire con che squadra andrà in campo il Napoli. Abbiamo i dubbi: sostituzione di Osimhen, Simeone o Raspadori. Io escludo a priori la presenza di entrambi. Devo capire come ragiona Garcia, ma di solito gli allenatori vogliono avere una sostituzione a disposizione
uomo per uomo, e se succede un fatto ce li hai già tutti e due in campo, poi che devi fare? Devi mettere un giocatore che magari è più difensivo e meno attaccante e cambi assetto tattico, cambi piano gara. Quindi credo che la scelta, vediamo dove ricade tra Simeone. Io credo più Simeone, anche perché Raspadori ha giocato in nazionale, Simeone era lì a tenersi in allenamento. Juan Jesus non recupera, Rachmani quindi io ipotizzo, ma domani la faremo per bene, ipotizzo Rachmani-Nathan. E il dubbio Mario Rui-Olivera è un dubbio serio, perché i colpi di testa di Olivera, Mario Rui ce l'hai più fresco, Olivera ha viaggiato, a centrocampo Cajuste, credo al posto di Anghissà, ancora in attesa di trovare un po' di spazio per Elmas. Con calma, vediamo tutto domani. Vi abbraccio, vi bacio da New York, azzurro fluido è tutto. Tenetemi aggiornato con le cose, io faccio il possibile per tenere aggiornati voi, ma siamo sul pezzo, non vi preoccupate. Poi dopo come finirà lo scopriremo solo vivendo, ma siamo sul pezzo. Hanno trovato il modo di fare fuori Allegri, le scommesse. Io già parlai piano piano, perché devo capire bene quali sono gli illeciti, ma ne parleremo. Aspetta, no, e devo prendere la parola perché mi è arrivato un aggiornamento importante. Ambrabam tattiche, spostiamo. Il bello di avere il gruppo Telegram degli abbonati che stanno sempre sul pezzo. Un direttore sportivo deve avere la cultura dell'unità del lavoro, e lui ce l'aveva, ha sottolineato in merito alle qualità di Giuntoli. Tra l'altro, qualità di Giuntoli che nessuno mette in discussione, ma alcune ultime dichiarazioni di Giuntoli sono molto discutibili, quando fa il paragone del giocatore flop, la ragazza che non cucina, male, caro Cristiano Giuntoli, malissimo, diciamole le cose che non ci piacciono. Poi ha rivelato un interessante retroscena: il colpo Kvara non è suo, è stata una segnalazione a mio figlio Edoardo, che poi è arrivata a Giuntoli. Lui qui ha indovinato tanti giocatori e sbagliato altrettanti, così va nella vita. È un ottimo professionista che è andato alla Juve con mia grande sorpresa. Bene che dica che sia un ottimo professionista, perché queste sono le dichiarazioni che si devono fare nel calcio, e va bene così, perché poi per non è tanto per è il prossimo che poi, se tu senti che gli vomiti addosso, no. Quindi Kvara e Edoardo un cambiamento. Ce lo ricordiamo Spalletti quando disse che De Laurentiis non era convinto, e che Spalletti insieme a Giuntoli disse: non ti preoccupare Presidente, vai liscio che il ragazzo è talentato, e De Laurentiis non era convinto. Ecco perché anche Raspadori l'ha speso per stare un pochino più tranquilli. De Laurentiis non era convinto. Ma veniamo a sapere che il colpo Kvara è arrivato a Edoardo e poi ce l'ha arrivata a Giuntoli. Rimango con delle perplessità. Da New York, azzurro fluido è tutto, ditemi la vostra che io vi ho detto la mia.